bella gente, welcome back to my channel. So if you don't speak Italian, please remember to click the subtitle button so you guys gonna be fine for all the entire video. And yeah, let's get started now. And yeah, that's it. Allora, oggi, come potete ben notare dal titolo, parlerò dell'università qui in Inghilterra. Questo video è diviso in diversi step. La cosa che vi consiglio, se per caso siete in Italia o se siete già qua, comunque di analizzare cioè di sapere già benissimo in quale città volete stare e vedere le diverse università. Scegliete bene il corso, perché ovviamente dovete poi passare 3 anni o 4, dipende da voi ovviamente, a studiare quella materia e poi a lavorare in quel campo. Quindi scegliete bene ciò che vi piace, ovviamente non scegliete qualcosa tanto per scegliere, ma questo è quasi ovvio, io non so nemmeno perché io lo stia dicendo, ma per sicurezza lo ripeto, perché non si sa mai nella vita, giusto? E quindi sì, scegliete bene, guardate nei siti dell'università in generale. Là ci sono tutte le informazioni possibili, guardate i entry requirement e che cosa vi serve, ma normalmente serve l'IELTS, di cui parlerò dopo, e niente, quindi primo step è scegliere bene comunque il corso, perché appunto è una cosa fondamentale. So che può sembrare banale, ma è fondamentale. Come avviene l'applicazione? Allora, se avete intenzione di iscrivervi a settembre del 2020, quindi esattamente, contando da adesso, esattamente un anno, avete tempo fino a gennaio del 2020, quindi un 6 mesi belli buoni. Se so fare i calcoli? So fare i calcoli? Sì, 6 mesi, cioè 12 diviso 2, cioè ok, ce la posso fare. Comunque, avete 6 mesi precisi. Tutto il procedimento, tutta l'applicazione avviene tramite un portale chiamato UCAS, che è online. Ovviamente vi lascio tutti i link possibili qui sotto con tutte le informazioni e tutto. E comunque questo portale chiamato UCAS, in questo portale in pratica dovrete mettere tutte le vostre informazioni personali, dovete aggiungere tipo referenze dai vostri professori o persone in generale nel campo, poi ovviamente dovete mettere le vostre opzioni, cioè il corso preciso che volete fare, cioè che volete fare appunto, e l'università precisa in pratica. Se non mi sbaglio, se non erro, se non ricordo male, avete 5 opzioni. Prima di fare l'applicazione, come vi ho detto prima, vi consiglio di appunto analizzare, leggere bene tutti i corsi che avete intenzione di farli e metterli già in elenco, così siete comunque già pronti per poi fare l'applicazione. Lucas vi chiederà un personal statement, dove appunto è tipo stile report, dove scrivete di voi, dove scrivete i vostri punti forti, punti deboli e perché avete scelto quel corso, in generale quei corsi, se avete più opzioni, e che cosa volete fare in futuro, le vostre passioni, un po' tutto in generale, cioè su di voi. Se volete un video più specifico fatemelo sapere qui sotto, che farò un altro video, appunto perché ci sono tipo diverse regole, e questo è il primo step che dovete fare, appunto l'applicazione tramite UCAS per tutte le cose possibili. In pratica l'UCAS è il portale che vi aiuta ad avere la connessione con l'università che sceglierete o l'università. Quindi lì, dopo aver fatto l'applicazione tutto, il tempo tipo credo di 2 mesi o di più, dipende tutto dall'università ovviamente, lì tramite quel portale saprete se siete stati presi o non presi o accettati, intendo, da un'università o meno. E se siete stati accettati, in pratica
vi chiederanno cosa hanno bisogno, cioè che cosa ha bisogno l'università per poi entrare. La maggior parte, cioè quasi tutti sinceramente, l'università qui in Inghilterra, scusate per gli errori grammaticali, richiedono l'esame dell'IELTS. L'IELTS cos'è? È un certificato che approva il tuo livello di inglese. La maggior parte dell'università, poi dipende da materia a materia cosa volete studiare, richiede un minimo di 6, cioè un voto generale di 6. Anche questo è un po' complicato, quindi se volete un altro video tipo preparazione in generale così, fatemelo sapere sempre qui sotto, cioè se volete sapere come funziona in generale vi faccio un video anche su quello se volete. Se siete in Italia potete fare l'esame dell'IELTS anche in Italia, è a disposizione anche là. In pratica se andate sul sito che vi lascio qui sotto sempre, dell'IELTS, cioè mettete la vostra città così e avete la sede principale della vostra città dove si fa l'IELTS. E invece se vi trovate già qua in Inghilterra vi lascio comunque qui sotto sempre lo stesso link, cioè non è lo stesso link, è un altro link però per l'Inghilterra appunto, che vi dice sempre la stessa cosa, la sede dove potete fare l'esame. Ok, questo è il step 2 se non mi sbaglio. Ho detto tutto, fatemi pensare prima di andare avanti perché non voglio trascurare niente. Fatemi pensare. Ah, sì, credo di aver detto tutto. Il loan, in pratica se non avete bisogno dello student loan, fantastico per voi, se riuscite a pagare tutto, fantastico per voi. Ah sì, una cosa che non ho specificato, la maggior parte, cioè tutte le università qua in Inghilterra all'anno costano 9.250 adesso, prima era solo 9.000, adesso 9.250 e sì, se non riuscite appunto a pagare i 9.250 per conto vostro così, un altro metodo che il governo qua inglese offre è lo student loan, che è in pratica appunto un prestito dal governo che poi verrà restituito da noi dopo l'università tramite una piccola percentuale del salario. Sì, niente, in pratica potete richiedere questo loan e fare l'applicazione tramite appunto il sito del governo reparto student loan. C'è scritto tutto là, non so benissimo perché comunque dipende da situazione a situazione, da persona a persona, però solo per darvi come opzione questa opzione c'è pure lo student loan e quindi sì, il link lo trovate sempre qui sotto. Lo so che ripeto sempre il link lo trovate qui sotto, ma voglio che abbiate tutto e quindi sì, cioè se dimentico di dire qualcosa o qualcosa non la so, cioè come adesso tipo tranquillamente ve lo dico, non so niente, quasi niente sullo student loan perché dipende da persona a persona, quindi appunto vi lascio il link qui sotto così potete andare a leggere, cioè, la vostra situazione e sapere meglio in particolare come funziona e non funziona. Comunque sì, questo. Questi erano gli step che dovete fare per iscrivervi all'università. Poi parlando in generale un po' come funziona l'università, l'università inglese, per quanto io comunque sappia, perché non ho mai fatto l'università in Italia, però ne ho sentito parlare avendo amiche appunto che vanno all'università in Italia, è molto diversa. Per esempio noi abbiamo esami, abbiamo assignment, report, presentation, tutte quelle cose là. Non abbiamo un orale, così si può dire, cioè le interrogazioni, tutte quelle cose là. Non so se poi all'università si faccia o meno, però tipo abbiamo esami specifici. Ah, poi una cosa che voglio tipo evidenziare, il fatto che tipo so che in Italia gli esami
li puoi posticipare, cose varie, cioè scegliere te la data, quando farla, non farla. Invece qua in Inghilterra, cioè parlo della mia università, quando ti dicono una data, cioè è là l'esame, in quella data precisa, tu devi fare l'esame in quella data precisa. Se poi non lo passi così, hai una seconda chance per rifarla, però devi, cioè entro l'anno passarlo, oppure non passi l'anno. E in pratica i voti funzionano così, cioè ovviamente io parlo della mia università, poi non so come funziona nelle altre, però la mia università funziona così, in percentuali. Quindi tipo sotto il 45-40% è un fail, poi tipo dal 40 o 45, poi dipende da materia, module e tutto. Ogni 10% equivale a un preciso voto. Ovviamente più alta la percentuale, più è alto il voto in sé. Per quelli che vogliono fare il master in futuro, sempre qua in Inghilterra o in altri paesi comunque, il fatto di avere una percentuale alta in ogni singolo anno, in ogni singolo module del vostro anno universitario è importante, perché appunto per entrare poi a fare il master vogliono appunto, cioè guardano la percentuale. La domanda che tipo mi avete chiesto è il fatto che se si riesca a lavorare in generale, bla 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 bla. Sì, si riesce a lavorare. Io personalmente part time, full time non, cioè è dura, è dura. Se riuscite, chapeau. Però è dura e quindi sì, vi consiglio comunque ovviamente di lavorare, perché è un altro modo poi comunque di avere connessioni, di migliorare l'inglese. Se mi sbaglio in qualsiasi cosa, scusatemi, sto cercando in tutti i modi tipo un po' di riassumere quello che ho vissuto io. Ovviamente è la mia esperienza, quindi cioè la mia esperienza non può essere uguale all'esperienza di qualcun altro, quindi se per caso non vi ritrovate in quello che dico, scusatemi, ma è la mia esperienza. E sì, vivere nel campus con gli student accommodation, oppure prendere un appartamentino in disparte. La cosa che vi consiglio appunto, cioè dividere l'appartamento come fanno moltissimi qua con altre persone. Sì, è tutto. Se volete un altro video specifico sugli student accommodation, tipo costi in generale così, cioè fatemelo sapere qui sotto, perché non so benissimo, perché non è l'esperienza che ho avuto io, perché io in pratica tramite, cioè nel senso ho vissuto a casa, in un appartamento così, e quindi tipo non è, com'è che si dice, l'esperienza che ho vissuto io, però conosco persone che appunto sono state in uno student accommodation, che poi tra parentesi gli student accommodation si possono dividere in quelli privati e in quelli tipo share, quindi se volete sapere tipo la differenza, costi eccetera eccetera, fatemelo sapere qua sotto che mi informo, parlo con le persone appunto, gli amici e le amiche che poi amici è un po' in generale, nel senso si può dire pure amiche, non so perché ho specificato il fatto che siano amiche. Anyway, continuiamo. Allora ragazzi, come potete ben vedere non so cosa sia successo col video, ma editando così mi ha tagliato, cioè mi ha fatto proprio in nero, mi ha salvato 3 minuti in nero, senza niente, senza voce, senza niente. Quindi boh, continuo quei 3 minuti adesso registrandomi velocemente con la videocamera del mio computer. Spero che voi mi possiate vedere e sentire bene. So che la qualità non è quella di prima, però scusatemi, ho avuto problemi tecnici. Allora, le domande in pratica che
che c'erano in quei 3 minuti erano: come hai trovato il tuo corso? Allora, io ho studiato digital marketing e niente, ho scelto quello, ho preso il mio tempo per scegliere quel corso, perché come appunto vi dicevo, scegliete qualcosa che a voi possa piacere, adesso e anche in futuro. Quindi sì, mi sono trovata bene. Ho fatto difficoltà a fare amicizia all'inizio, ma come vi ho detto, cioè come non so se ve l'ho detto o meno, facciamo finta che io ve l'abbia detto. È difficile all'inizio fare amicizia, soprattutto in un nuovo paese, cioè almeno per me, parlo per me. Però sì, buttatevi. E quindi sì, mi sono trovata bene, difficile all'inizio, ma mi sono trovata bene. Erasmus o 3 anni in UK, sono opzioni buone entrambi, sinceramente, quindi dipende un po' più da voi, della vostra situazione economica. Se avete la possibilità di passare tutti e 3 anni qua in UK, fatelo, buttatevi. Se invece non ci riuscite, l'Erasmus va benissimo. Cioè, dipende più dalla vostra situazione economica, quindi è più un fattore personale che altro. Però entrambi sono buonissime scelte, secondo me. Terza domanda, difficile ambientarsi? Sì, è difficile ambientarsi, ma tutto viene col tempo, a parer mio. Io ci ho messo un po' di tempo, a fare amicizia, ma perché io di personalità sono fatta così. Posso essere all'inizio tutta bella però aver fiducia, ecco come si dice, su una persona ci metto abbastanza tempo. Tutto dipende da voi e dalla vostra personalità. Io ci ho messo un po', se invece siete molto più amichevoli, allora non ci metterete tanto. La cosa che vi consiglio appunto è fare amicizia, se è possibile con persone appunto straniere, cioè non italiane, così da poter amplificare e migliorare il vostro inglese. Non so perché io abbia detto amplificare, non è il verbo giusto, però sì, migliorare in quel senso. Comunque, un'altra cosa che vi consiglio tantissimo, se potete, per ambientarvi, quando tipo cercate lavoro, cose varie, di trovare lavoro in posti dove siete un po' obbligati a parlare l'inglese e quindi sì, dove appunto lo staff è un po' misto, qua di là, i clienti appunto inglesi o comunque di altri paesi e voi quindi siete obbligati a parlare in inglese. Fidatevi, questo vi aiuterà tantissimo sia per migliorare il vostro inglese sia anche di personalità. Quindi sì, buttatevi. La cosa che vi consiglio per ambientarvi è buttarvi sempre senza paura, e senza pensare a cosa la gente pensa. E per oggi è tutto. Scusatemi ancora per la qualità del video, cioè per questi ultimi minuti. Noi ci vediamo alla prossima. Se avete qualsiasi altra domanda, tipo IELTS, loan, bla 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 bla, qualsiasi cosa sull'università o come vivere qua in Inghilterra, cose varie, se volete che io faccia altri video, fatemelo sapere qui sotto giù nei commenti. Se avete domande più personali così, seguitemi su Instagram, lascio il mio Instagram qua, potete aggiungermi e scrivermi tranquillamente, io rispondo a tutti, qualsiasi domanda, cioè fatemela, io sono qua. E niente, ci vediamo alla prossima. Seguitemi su YouTube, cioè iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!